Pronti? 1, 2, 3. Questa volta il segnale è convalidato e vediamo dunque al comando dovrebbe essere il numero 4 Castiglione che ha colto ottimo avvio. In seconda posizione c'è Ice Black che poi però ha un'incertezza e si getta di galoppo e così si accoda in seconda posizione Baica dei Ronchi alle spalle di Castiglione che conduce dunque sulla dritta delle tribune. Terza posizione, intanto l'errore per Edwin Numero Jet 10, che tentava la Edwin progressione Jet, esterna. squalificato. Al largo invece c'è il numero 2 Ice Black che prova ad avanzare su Castiglione, che ovviamente a questo punto risponde picche, se ne vanno i primi 600 in 46,5. Ice Black cerca di ricavarsi posto comunque alla corda e lo fa dopo 700 metri di gara, davanti proprio a Baica dei Ronchi. Il mezzo miglio iniziale se ne va in 1,1,5, andatura quindi sostenuta. C'è ugualmente Cluny dei Greppi che progredisce e si trascina Barnaba Baba. Tanto anche Celi Egral dalla corda sposta in terza pariglia esterna, poi torna sotto. E così è la volta di Zenotab che si inserisce, ma subisce l'anticipo a sua volta da parte di Baica dei Ronchi che va in terza pariglia esterna. Davanti c'è sempre Castiglione, Cluny dei Greppi, percorsi esterne con in schiena Barnaba Baba, alla corda Ice Black. E siamo a 600 dalla conclusione, con Castiglione in vantaggio, insiste al largo Cluny dei Greppi, ma allunga il leader. Intanto l'errore di Ice Black. Numero 2, viene superato all'interno Black, da Celi Egral, mentre avanza Barnaba Baba con decisione. Barnaba Baba sopravanza Cluny dei Greppi, si porta a ridosso di Castiglione, si trascina Baica dei Greppi. Completamento della piegata con Castiglione ancora in testa, Barnaba Baba che ora dà fondo a tutte le proprie energie e nel finale prende il sopravvento per vincere nei confronti dello stesso Castiglione. Terzo posto per Baica dei Ronchi. Vince dunque Barnaba Baba, Otello Zorzetto, che si impone così in apertura e in chiusura di convegno, vincendo questa giornata gentleman con Barnaba Baba a segno, nonostante i 40 metri di penalità. Otello Zorzetto per conto di Alessandro Raspante e della signora Filomena Calesso vince questo bell'handicap sul doppio chilometro. Numero 13 al primo posto, al secondo numero 4 di Castiglione, mentre più indietro al terzo finisce il numero 3 Baica dei Ronchi. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì prossimo.